Bentornati e buongiorno Verona Live, sono le 13.03 e siamo in diretta sul nostro canale 640 del Digitale Terrestre e anche su Facebook. E siamo in compagnia di Pino Milella, mister dell'Hellas Verona 1903 di calcio a 5, benvenuto. Buongiorno. Allora, calcio a 5, ecco, innanzitutto partirei per parlare di questa squadra, insomma di questa società, qualche riferimento temporale, quando è nata? È una società di lungo corso, perché diciamo come tradizione qui a Verona il calcio a 5 ha avuto una grossa tradizione già dagli anni 90. Questa società è nata a cavallo a fine anni 2000, a inizio anni 2000 ed è andata avanti sempre nelle categorie inferiori. Negli ultimi anni ha fatto un grossissimo salto di qualità. E infatti poi parleremo anche di questo, perché il salto di qualità è stato fatto in grande, poi certo, lo diremo. Certo. Ecco, calcio a 5, ecco, forse una varietà di calcio meno conosciuta, ecco, da cosa si differenzia rispetto al calcio tradizionale? Ecco. Allora, diciamo la differenza sostanziale è che si gioca al chiuso nei palazzetti, e mentre nel calcio si chiama calcio a 11 perché si gioca in 11, il calcio a 5 si gioca in 5, un portiere più 4 giocatori. Le differenze sostanziali sono che c'è, come nel basket, il cambio volante, e c'è il tempo effettivo a differenza del calcio, e logicamente giocandosi in spazi più ristretti la qualità, c'è bisogno di una tecnica differente e anche di una preparazione fisica differente, anche se poi ci sono tante somiglianze con il calcio a 11. Certo. Ecco, quanto dura una partita di calcio a 5? Sono due tempi effettivi da 20 minuti. Diciamo che in media 20 minuti effettivi corrispondono a 33-35 minuti, diciamo, non effettivi. Quindi una partita di calcio a 5, se dovesse essere paragonata a una partita di calcio, durerebbe 70 minuti. Certo. Logicamente si gioca in spazi più stretti, quindi i ritmi sono molto più elevati. Esatto. Non ci sono tempi morti. Diciamo che nel calcio, se la palla è giocata in un settore di campo, per esempio avanzato, il difensore può anche avere un po' di relax, fra parentesi. Ecco, in questo caso non c'è relax. In questo caso non c'è relax, perché da un'azione d'attacco, un'azione da gol, si passa a un'azione di difesa in un attimo. Ecco, questo è interessante, insomma, anche capire queste differenze effettivamente. E adesso passerei al grande salto di qualità di cui parlavamo prima, perché l'Hellas Verona 1903 è arrivata in Serie A2, quindi insomma un bel traguardo questo. Sì. Quando parlavo di un cambio di marcia sostanziale, mi riferisco al fatto che nel giro di 3-4 anni l'Hellas è passata dal campionato di C2 regionale, adesso si è arrivati alla 2 e incomincia a essere sicuramente un campionato di alto livello, che richiede un'organizzazione di alto livello, quello che l'Hellas ha già iniziato ad avere un paio di anni fa, e ogni anno che si va avanti ci si adegua alla categoria che si va ad affrontare. Insomma. Chiaro. Ecco, il campionato inizierà il 9 ottobre a Fossano, e ecco, come vi state preparando questo primo appuntamento così importante per voi, insomma? Ci stiamo preparando, abbiamo iniziato la preparazione a fine agosto, siamo stati anche su in montagna a Mezzano di Primero, per poter lavorare ancora meglio, un po' più al fresco, visto che qui a Verona quest'anno sono stati mesi bollenti, sono stati mesi abbastanza caldi. Sì. Anche per cementare un po' il gruppo, perché comunque abbiamo cambiato parecchio rispetto allo scorso anno, quindi c'era bisogno anche di cementare un po' il gruppo. Stiamo lavorando bene, con grande intensità, con grande voglia e con grande entusiasmo, certo. Anche perché, essendo il primo anno per la società di A2, si sente nell'aria una certa emozione. Insomma. Chiaro. Ecco, appunto, mi aggancio, ci sono stati quindi degli innesti, dicevo prima che insomma la squadra è cambiata parecchio, quindi c'era bisogno di cementificare. Ecco, più o meno quanti sono i nuovi innesti di Allora, noi squadra? quest'anno abbiamo deliberatamente deciso di avere una rosa ristretta di 12 giocatori, che poi sono i 12 giocatori che vanno in lista e sono tutti a disposizione della società, quindi noi facciamo allenamenti fra mattina e pomeriggio o sera, facciamo 8 allenamenti a settimana.
quindi tutti i giocatori sono disponibili. Noi dello scorso anno abbiamo tenuto 3 giocatori, gli altri 9 li abbiamo cambiati. Però è stato un cambio veramente abbiamo iniziato importante. anche un po' a pensare a quella che può essere una prospettiva futura dal punto di vista societario. Abbiamo acquisito dei cartellini, abbiamo rigiovanito un attimo la rosa, vogliamo lavorare anche per il futuro, anche perché non nascondiamoci, l'obiettivo è quello di fare un ulteriore salto di categoria e andare nella categoria maggiore che è la 1, e vogliamo arrivarci essendo già pronti per poterla affrontare nel migliore dei modi. Ecco, quindi insomma qua mi sono giocata l'ultima domanda, perché era appunto questo, gli obiettivi, Allora, insomma, mi scuso di averti... no, ma figuriamoci, insomma, è bello perché tante società che vengono qui in trasmissione non vogliono sbilanciarsi sul futuro, perché per scaramanzia, però è bello vedere la scaramanzia che ci sono degli c'è, obiettivi. perché uno che fa sport, io poi lo faccio da tanti anni, quindi le scaramanzie ci sono, però allora questo fa parte del programma. Poi è logico che il primo anno di A2 è un campionato nuovo, però l'obiettivo della società è quello, quindi si lavora per quello, facendo le cose in maniera tale da essere già pronti per quello. Poi sarà sempre il campo a dire dove dobbiamo migliorare, cosa ci sarebbe da fare in più. Poi ci sono gli avversari, ci sono tante componenti, però pensiamo in grande, questo è importante, secondo me. E questo è bello, è molto bello in realtà, è bello avere obiettivi anche così ambiziosi, insomma, perché giustamente insomma state crescendo. Allora io mi spingo a dire questo perché comunque io una certa esperienza ce l'ho, sono categorie che ho già fatto, anche categorie maggiori. Mi spingo a dire questo perché la società è strutturata per poterlo fare, quindi a quel punto ci sono tutte le condizioni per parlare in questo modo. Poi starà a me, allenatore, ai giocatori, a cercare di fare il meglio possibile, e poi si valuterà anche il livello in cui siamo, insomma. Assolutamente. Ecco, ultimissima domanda proprio a bruciapelo, tra le varie avversarie, chi è forse quella da temere di più? Allora, è un girone molto equilibrato e molto tosto. Sulla carta ci sono un paio, 2 o 3 squadre che sono strutturate più di noi come nomi, però poi in estate i nomi lasciano un po' il tempo che trovano. Sulla carta diciamo che il Mantova ha un roster di giocatori di categoria superiore anche molto ampio, e poi c'è un'altra squadra sarda, il 360, che è un'altra squadra molto ben strutturata. Poi ci sono una serie di squadre storiche tipo Arzignano o Milano che fanno la 2 da tanti anni, quindi sono anche abituati a questo girone. Noi sicuramente possiamo inserirci in questo lotto di squadre, poi vediamo. Il campionato è abbastanza lungo, sono 26 partite, 14 squadre, quindi chi lavorerà con costanza e con fiducia, secondo me alla fine otterrà un buon risultato. Bene, allora staremo a vedere, sicuramente vi seguiremo, insomma, anche perché siamo curiosi, si parla sempre di calcio, ma il calcio a 5 effettivamente insomma ha la sua importanza. Adesso se posso rubarti solo 10 secondi, quest'anno incominceremo a rivedere gente al Palasport, perché finalmente si potrà seguire. Per esperienza dico che chi viene a vedere questo tipo di calcio a 5 a questi livelli fa fatica poi a staccarsi, quindi invito sia te, ti do del tu, che i nostri ascoltatori a seguirci, perché è un bello spettacolo. Ne vale la pena. Bene, e allora invitiamo davvero tutti, insomma, chi non avesse ancora avuto l'occasione di seguire una partita di calcio a 5, insomma, questa è una bella occasione per poterlo fare. E allora Pino, noi ti ringrazio per essere stato ospite. Io ringrazio voi per la disponibilità. Alla prossima e in bocca al lupo. Crepi. Viva il lupo. Viva il lupo. Bene, allora anche noi vi salutiamo, spazio ancora alla musica e poi tra pochissimi minuti la nostra ultima intervista. A tra poco.